Con Bruno Bellè, titolare del ristorante Alla Colomba di Pieve di Soligo, uno dei pionieri della cucina del quartier del Piave e dell'Alta Marca. Negli anni nel suo locale tante personalità sono venute, hanno partecipato. Quale si ricorda con più affetto? Beh, con più affetto direi che ognuno ha la sua signoretta, quindi non si può dire uno primo e l'altro secondo. Comunque sono passati tutti, tutto il mondo, da Andreotti, Fanfani, Corder, Berlinguer, dal livello invece di chiesa tutti i nunzi apostolici di quasi tutto il mondo. Infatti lei vede esposta la bandiera al Vaticano perché arrivano anche loro. E dopo come affezione, mi affeziono più ai clienti nostri abitué che andare tanto lontano. Ecco. Signor Bruno, ci stiamo avvicinando alla Pasqua e oggi lei ci propone un menù dedicato a questa grande festività. Come menù facciamo un risotto con gli schioppettini come primo, di secondo capretto e dopo li facciamo un bel vitello, una polpa di vitello agli asparagi. Visto i primi asparagi di stagione facciamo quello. Poi per forza di cose dobè e fragole al vino rosso, un dessert. Quest'anno faremo che noi il tiramisù. Sicuramente Bruno è un decano della cucina veneta e un vanto non solo di Pieve di Soligo ma ritengo di tutta l'Alta Marca. È una persona che ha dedicato la vita e che continua a dedicarla ancora proprio per portare avanti questa grande tradizione, passione che è la cucina veneta in particolare. Quando oggi si parla di bio, di prodotti a chilometro zero, Bruno è uno specialista, sa ancora emozionare con questi piatti semplici ma dagli aromi e dai profumi fantastici. Per noi è un onore averlo come concittadino e è stato bello anche riuscire a conferirgli l'anno scorso con il contributo della Regione il nome di locale storico del Veneto, del commercio.